10.616 voti per il centrodestra di Monica Gambardella, 7.070 quelli per Edoardo Gaffeo, sostenuto dal PD e da due civiche. Rovigo il 9 giugno ricomincerà da uno di questi due candidati. Per recuperare il divario dalla Gambardella, Gaffeo punta a recuperare voti dalle molte liste civiche. Noi ci rivolgiamo comunque agli elettori sulla base delle nostre linee programmatiche e abbiamo un programma che parla all'intera comunità di Rovigo, siamo quindi confidenti del fatto che la nostra proposta possa raccogliere ampi consensi. Ci rivolgiamo ai cittadini con un programma che parla alle persone, che cerca di riportare al centro il senso di comunità della città. La coalizione centrosinistra si propone con un progetto per la città in discontinuità rispetto a quello che è accaduto durante gli ultimi 8 anni e quindi per questo motivo pensiamo di essere in grado di proporre alla nostra comunità una progettualità interessante. Il centrodestra, la Lega in particolare, intende chiudere con le vicende del passato, col terremoto che ha provocato il crollo della giunta del sindaco leghista Bergamini. Sono abituata a lavorare per il territorio con le persone e chi ha avuto modo di sentirmi e di conoscermi, adesso o prima, sa che è vero così. Ci organizziamo, ci prepariamo e lavoriamo per risolvere i problemi. Ce ne sono tanti, abbiamo già proposto tante soluzioni, tante novità concrete, realizzabili. E quindi su questo credo si possa veramente vincere perché abbiamo le carte giuste. La politica del centrodestra che proponiamo come coalizione ci consentirà di far conoscere la nostra moderazione, le nostre possibilità di soluzione dei problemi e quindi in maniera positiva al di là di ogni polemica, di ogni slogan che hanno rovinato un pochino il passato. Per entrambi gli sfidanti è presto per parlare di apparentamenti, ma le riunioni di coalizione inizieranno già nelle prossime ore.